Il 2017 è stato un anno a dir poco movimentato per la sede dell'Assemblea regionale siciliana, nonostante l'attività del Parlamento si sia fermata prima dell'estate a causa delle elezioni regionali avvenute lo scorso 5 novembre, Palazzo de Normanni ha visto l'arruolamento di ben 263 collaboratori, ad esempio portaborse, circa il 30% in più rispetto ai 2 anni precedenti, quando il totale delle persone assunte con contratti di collaborazione stipulati dagli onorevoli e gestiti dall'amministrazione del Palazzo si aggirava intorno a quota 185. A riportare la notizia il quotidiano Giornale di Sicilia. Il dato emerge comparando i numeri dell'ultima relazione sullo stato dell'amministrazione dell'ARS relativi al 2017, anno di fine legislatura, con quelli delle relazioni degli anni precedenti. Quello appena concluso è stato un anno da record anche per le richieste di rimborso spese e trasferte dei deputati, 163 quelle del 2017 a fronte delle 118 del 2016, delle 159 del 2015 e delle 122 del 2014. Situazione diametralmente opposta invece per le richieste di rimborsi per le missioni. Il record con quota 89 risale al 2012, 69 richieste poi nel 2013, 37 nel 2014, 59 nel 2015, 45 nel 2016 e appena 15 l'anno scorso.